Un viaggio di 100 giorni per arrivare da Venezia a Pechino in bicicletta dopo aver percorso ai pedali oltre 12.000 km è l'impresa che tenteranno di fare Roberto Fiorin, 64 anni, e Dino Facchinetti, 66, rispettivamente presidente e segretario della società sportiva lagunare Pedale Veneziano. Il viaggio nasce nel nome di Marco Polo. 700 anni della morte di Marco Polo, abbiamo detto: Dino, andiamo a fare la via della seta in bicicletta, con il mezzo che preferiamo, e andiamo da Venezia a Pechino. Il programma prevede 12.000 km, 100 giorni, 82 tappe e 17 giorni di riposo in tutto. Quindi partiremo il 25 aprile da Piazzale Roma e poi arriveremo il 1° agosto a Pechino. Il ciclismo da sempre una passione. È nata da piccolo e ce l'ho ancora nel sangue, perciò è una vita che faccio ciclismo. 700 anni al viaggio di Marco Polo, ma ci sono ancora, credo, tante cose da vedere, da capire, da gustare, da scoprire, e noi vorremmo scoprirle, vederle, gustarle, anche magari descrivendole nei nostri resoconti di viaggio, proprio per cercare di coinvolgere le persone. Questa avventura è stata presentata durante un incontro ben organizzato dall'Unione Cicliste Lido nel patronato di Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia. Far conoscere a tutti noi che un sogno lo si può realizzare organizzandolo bene e per tempo. Unione Ciclisti del Lido e Venezia Triathlon saranno sempre partecipi e seguiranno filo per filo tutto il percorso.